Le colazioni a chilometro zero abbinano, diciamo, una nuova realtà del museo con quello che è il linguaggio comunque del chilometro zero e del cibo, quindi un abbinamento tra arte e cibo. Tutto questo è per riuscire comunque a dar vita nuovamente a quella che è il museo, la nuova funzione del museo, e cercare il più possibile di attirare i visitatori anche offrendo, diciamo, degli interventi comunque artistici diversi da quella che invece è la staticità che il museo stesso offre. Chilometro zero perché? Perché comunque viene offerta una colazione che è un momento comunque tipico della domenica, molto sentito dai cagliaritani, viene servita all'interno della galleria comunale con prodotti tipici del territorio sardo, quindi unire l'arte e la poesia riprendendo quelli che sono i quadri e le collezioni all'interno della collezione in grado e del patrimonio civico sardo. Il prossimo appuntamento sarà a metà febbraio, il programma è ancora tutto da scoprire, lo manderemo poi tramite le testate il più breve tempo possibile.